Buongiorno cari amici del Marietto Veneziano e benvenuti anche oggi in questa nuova pillola del vostro Marietto e nel suo canale YouTube. Bene, oggi vi voglio far vedere un nuovo quadrante radiostesico per immettere, aggregare, rinforzare tramite le energie universali le persone. È un quadrante radiostesico ma anche nello stesso tempo un circuito radionico. Prima di tutto iniziamo l'esercizio, quindi prendiamo il nostro testimone, che in questo caso qui è una fotografia, la mettiamo nel nostro cerchietto, usiamo chiaramente, per essere sicuri che si può fare questa operazione, il quadrante radiostesico per la valutazione. Prendiamo ormai il nostro pendolino e chiediamo se possiamo immettere e dare queste energie universali a queste persone nella fotografia. E il pendolino vediamo che ci dice subito di sì. Bene. Visto che noi possiamo procedere in questa direzione, allora iniziamo con il circuito radionico. È una via di mezzo fra circuito radionico e quadrante radiostesico. Ed eccolo qui. Il vostro Marietto Veneziano ve l'ha fatto per voi e lo potete tranquillamente scaricare nel sito ilcapitanoaltervista.org o nei nostri gruppi di Facebook di Ildegarda e di Marietto Veneziano. Vedete che ha il centro per le forze vitali, che è praticamente dove si può mettere il testimone, e poi ci sono i vari nomi delle forze: energia, memoria, intuizione, coscienza, sensibilità, evoluzione e riparazione. Bene, questo circuito o quadrante radiostesico, ma in alcuni casi è circuito, in alcuni casi è un quadrante radiostesico. Per quadrante radiostesico si intende che voi potreste mettere un bicchiere di acqua e lasciare che le energie entrino in questo bicchiere, si aggreghino in questo bicchiere, e noi prenderemo il pendolino con questo bicchiere d'acqua e agiremo col pendolino in senso orario. Però se la persona a cui noi vogliamo dare queste energie si trova in un posto distante, allora noi dobbiamo usare un altro sistema, è quello del testimone, come vi ho fatto vedere prima. Prendiamo il nostro testimone, che in questo caso qui è una fotografia di una persona con 2 bambini, e quindi vorremmo dare energie a questi 3 soggetti, no? Prendiamo il nostro pendolino e cosa facciamo? Iniziamo con forza, iniziamo antiorario per prendere la forza. Vedete? Il pendolino in questo momento sta risucchiando la forza. Io adesso chiaramente, perché è un esercizio, è una pillola, lo faccio in modo piuttosto accelerato, e poi mi posiziono sopra il testimone e lo faccio andare in senso orario. Quando finisce, inizio con energia in senso antiorario, così che la prendo l'energia. Vedete? Quando finisce, poi vado sopra il testimone e in senso orario la scarico. Stessa cosa per quando finisce il pendolino, vado in memoria, antiorario. Quando finisce, vado verso il pendolino, verso il testimone, scusate, e faccio l'aggregazione, vedete, orario. Quando finisce, intuizione, antiorario, per risucchiare, per prendere, vado verso il testimone, orario, e lo scarico sul testimone. Stessa cosa per coscienza, antiorario. Quando finisce, vado sul testimone
e lo aggrego. Quando finisce il pendolino di girare, sensibilità, prendo, vado sul testimone e aggrego quell'orario. Vedete? Poi vado ancora in evoluzione quando finisce, risucchio e poi vado in senso orario a caricare il testimone. E così per tutte, per riparazione, forza e via dicendo. Quindi, cari amici, anche oggi abbiamo visto una nuova pillola, questo sia quadrante che circuito radionico che quadrante radiostesico. Il quadrante radiostesico chiaramente si fa quando praticamente voi mettete al posto che il testimone un bicchiere d'acqua e lo lasciate per un determinato periodo. Il periodo di solito viene determinato dal quadrante radiostesico per il tempo che vi ho fatto vedere nelle altre pillole. Quindi anche oggi il vostro Marietto veneziano vi ha fatto questa pillolina per voi e vi dice le solite cose di rito. Se volete potete iscrivere a questo canale YouTuber o di Hildegarda o il mio, vi iscrivete qui sotto. Grazie per avermi ascoltato e alla prossima pillola. Ciao!